Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player. Ci ritroviamo nuovamente alle Dexter Industries, dove la nostra Victoria si ritrova tenuta prigioniera contro la sua volontà. Dobbiamo ottenere l'accesso all'atrio principale. Vediamo un po', fin qui tutto bene, ma la fabbrica è enorme, devo provare a orientarmi. L'area della reception potrebbe essere un buon punto di partenza. Perfetto, probabilmente di qui avremo l'accesso allo stabilimento interno dove si ritrova la nostra cara e amata Victoria. Allora, il complesso principale della Dexter Industries, riservato principalmente alle spedizioni e all'amministrazione. Forte presenza di addetti alla sicurezza e di numerosi civili. Molto bene, allora, vediamo un po'. Hanno detto che ci sono diversi civili e soprattutto diverse guardie. L'atrio principale deve essere a un centinaio di metri dalla nostra posizione. Allora, diamo un'occhiata alla situazione. Questa è la zona dedicata ai trasporti, infatti c'è anche qualche camioncino davanti a noi. Due guardie, vediamo un po' di aggirarle. Perfetto, sporgenza, perfetto, proviamo da questa parte. Calma, attenzione, siamo abbastanza alti, se cadiamo di qua non credo che la nostra testona pelata reggerà, quindi meglio di andare con... Oh, no, dannazione, ho sbagliato. Volevo oltrepassare, però ce la siamo cavata comunque. Ok. Allora, ecco già qualche civile, un bel camionista che sta riparando il suo monster, quindi stiamo attenti. Perfetto, proviamo a passare dall'altra parte, vediamo di superare anche questa piccola guardia davanti a noi. Girati dall'altra parte, dannato. Presto, olè, ce la stiamo facendo, avanti. Presto, oh, no, perfetto. Ok. Allora, la Dexter Industries è questa appunto davanti a noi, questo deve essere appunto l'ufficio dei, come dire, delle guardie, degli addetti quindi alla sicurezza, quindi stiamo lontano da questa zona. Allora, innanzitutto proviamo dalla parte sinistra, mi sembra di aver visto solo qualche guardia, forse riusciremo a trovare un appiglio da questa parte, oppure andremo ad osservare la parte destra della nostra mappa, visto che mi sono gettato per adesso solo sulla parte sinistra. Perfetto, vediamo un po', mi sembra che qua c'è qualcuno, Attenzione, maledizione, sta passando qualcuno. Oh, no, maledizione, sempre quel dannato di dietro che continua a guardare. Vediamo di essere rapidi e veloci senza ragionare. Perfetto. Vieni qua, bello. Vediamo di prenderlo. Ok, non si è accorto nemmeno di quello che sta succedendo. Vediamo di soffocarlo. Perfetto. È un problema quella dannata vedetta appunto dietro davanti alla nostra finestra, perché ci crea diversi problemi. Quindi il cadavere lo lasciamo per adesso in terra ed eviteremo di raccoglierlo. Qui c'è una bella radio, Vediamo di prenderla, perché la radio soprattutto ci è stata molto utile nei video precedenti per scavalcare diverse situazioni complicate. Allora, qui ci deve essere un'altra guardia. Infatti, come dice la mappa, si sta fumando forse una bella sigarettina. Un bel Bobby qui c'è davanti a noi. Stai zitto mentre uccido il tuo padrone. Vediamo di prendere le nostre belle Silver Bailer in una zona abbastanza isolata. Non credo che ci guarderà nessuno. Ok, pronti. Ultimo colpo alla testa. Perfetto. 562 punti in meno. Vittima non necessaria, però ovviamente per me è il contrario. Allora, proviamo dall'altra parte. Attenzione che c'è questo dannato Bobby. Shhh. Maledizione. Non è che arrivano delle guardie da queste parti, Vorrei sparargli, però davvero un pochino mi dispiace, quindi proviamo a passare dall'altra parte senza guardarlo. Ok, il corpo possiamo lasciarlo lì per evitare che ci veda qualcuno. Allora, qua c'è una piccola stradina, vediamo un po' cosa c'è qui. Dannazione. Però mi sembra che avevamo una bella tessera, ecco, perfetto, che l'avevamo prelevata nella discesa, ovvero nella missione precedente. Vediamo un po', allora, scambia AH-74U con STG-58 Elite, sembra un fucile d'assalto. Vediamo di prenderlo, non so se lo userò, magari ci ritroviamo in una situazione un pochino critica. Vediamo di utilizzarlo. Chiave inglese, munizioni. Questa deve essere una specie di armeria, un centro di raccolta armi. Però non credo che ci sarà qualcosa di importante. Quindi vediamo un po' di uscire. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Perfetto, ci sono delle scale. Perfetto. Ci deve essere una specie di sistema di sporgenze che ci aiuterà a salire al piano superiore. Molto bene. Allora, vediamo un po'. Tirati su, amico mio. Perfetto. Allora, vediamo se possiamo passare dall'altra parte. Ottimo colpo di reni, amico mio. Vediamo un po', attenzione. Mi sa che dobbiamo farci un altro gradino in più. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Di qua sopra avremo sicuramente l'accesso, avremo sicuramente una grande visuale su tutto quello che c'è al di sotto, quindi vedremo di sfruttare questa opportunità. Allora, ci deve essere una guardia da queste parti, dannazione. Eccola qui, al piano superiore. Vediamo di utilizzare le nostre belle Silver Bailer. Ottimo colpo alla testa, perfetto. Vediamo di evitare di lanciarlo al piano di sotto, visto che ci sono diverse guardie. Diamo un'occhiata solo se ha qualche proiettile che ci può essere utile. Allora,
Questo deve essere appunto il piano superiore, guardate un po' delle guardie che ci sono disponibili, quello deve essere appunto una specie di motel, quindi vediamo un po'. Qui avevo visto una scala, perfetto, vediamo di scendere dal lucernaio al piano inferiore, con calma, attenzione a non romperci l'osso del collo. Allora, siamo arrivati finalmente dentro lo stabilimento, vediamo un po' cosa c'è da queste parti, un armadio, mina di prossimità, ma mi sa che la nostra radio potrebbe esserci molto più utile, meglio non tenere esplosivi, quindi stiamo molto più calmi. Allora, vediamo cosa c'è qui dentro. Allora, diamo un'occhiata. Non ti abbiamo pagato i chilometri fatti perché non hai vidimato il contachilometri. Faccio il camionista da 20 anni e nessuno mi ha mai chiesto di vidimare qualcosa. Ah, questo deve E essere nessuno appunto il ti ha mai centro di neppure trasporti. insegnato a parlare, cowboy. Dobbiamo stare Niente molto attenti timbro, perché ci sono niente sia soldi per i guardie che chilometri civili. fatti. Quindi vediamo di procedere con molta calma. Vediamo di cambiare Sì, riparo. sì. Ecco la prima guardia che si avvicina, questo dannato. Non è che entra qui dentro, eh? Ma ecco, vattene fuori, vatti a fumare una sigarettina. Ok, vediamo di procedere. Perfetto. Calma, che questo è l'ufficio dei trasporti, ci deve essere una guardia alla nostra sinistra. Vediamo di entrare qui dentro. Olè! Ok, siamo arrivati in una specie di bagno, mi sembra. Sì, vedo degli asciugamani, una cosa... Sì, sì, c'è anche un impianto del primo soccorso. Possiamo utilizzarlo per curare la nostra sloccatura. Perfetto. Allora, qui c'è un condotto dell'aria, ragazzi. Vediamo un po' di utilizzarlo. Intanto c'è qualcosa di importante, solo una toilette. Niente di che. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto possiamo provare da questa parte. Vediamo cosa c'è qui dentro. Sicuramente ci sarà la via di mozziconi di sigaretta, che è quella da seguire. Ok, allora, vediamo. Una guardia che fuma davanti a noi. Ah, la signora Grassottella che stava prima parlando con quel ragazzone. Ma mi sa che questa potrebbe essere una strada sbagliata. Proviamo un attimino a tornare indietro. Magari mi sono perso qualcosa. Dannazione. Ah, usciamo, perfetto. Allora, forse possiamo attirare lanciando dalla nostra porta una bella chiave inglese per attirare l'attenzione di qualcuno. Maledizione, siamo in una situazione abbastanza strana. Allora, vediamo un po'. Forse con il nostro istinto ne abbiamo abbastanza, possiamo procedere in avanti e riuscire a superare la nostra guardia. Allora, proviamo un attimino. Ok, vediamo un po'. Attenzione che forse qualcuno si sta avvicinando verso la nostra posizione. Vediamo. Tutto sta andando liscio come l'olio. Sì, perfetto, possiamo procedere, molto bene. Ok, proviamo a uscire da questa parte. Perfetto, vediamo. Dovremmo essere abbastanza fortunati. Allora, utilizziamo il nostro istinto, casomai. Ecco, forse non ci guarda. Perfetto, passiamo. Ottimo. Siamo penetrati nell'ambiente amministrativo della Dexter Industries. Qua c'è una bella cicciona davanti a noi. Vediamo un po'. Oh, dannazione. Vado a fumare, bello. No. Goditelo. Maledizione, volete vedere che va a fumare dall'altra parte? Ecco, vai via e fatti i fatti tuoi, dannato. Speriamo che esca dall'altra parte. Siamo molto vicini al nostro obiettivo, siamo forse a 50 metri, eccolo lì. Allora, questa signora cicciottella la possiamo lasciare viva perché probabilmente il suo abito XXXL non ci entrerà, appunto. Quindi vediamo di procedere. Allora, il nostro obiettivo è a circa 500, anzi 50 metri dalla nostra posizione. Vediamo di utilizzare l'istinto nella maniera adeguata per procedere in avanti. Allora, vediamo un po'. Ci sono diverse guardie, 2 guardie alla reception. Attenzione, una guardia che fa avanti e indietro, maledetta. Vediamo dalla parte sinistra. Un'altra guardia. Dobbiamo utilizzare tutto l'istinto che abbiamo disponibile per effettuare un bel salto di qualità. Quindi attenzione, una bella boccata di coraggio. Olè! Perfetto, procediamo. Attenzione, eccoli, olè! Utilizziamo il nostro istinto. Attenzione, maledizione. Vediamo cosa c'è da questa parte. Ok, stiamo esaurendo il tutto, maledizione. Vediamo un po', non voglio farmi scoprire proprio adesso. Presto, che ce la facciamo. Avanti. No, questo è l'ascensore. Presto, maledizione. Odio questi momenti di attesa prima della conclusione della missione. 19.350 punti. Avanti, scendi, maledizione, che lo stanno tirando con la corda. Perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti ad arrivare allo stabilimento abbastanza rapidamente, quindi vediamo un po'. Allora, adesso arriveremo probabilmente al piano superiore dove si ritrova la nostra cara e amata Victoria. Siamo riusciti a completare la missione, ovvero l'insieme delle 4 missioni con 86.978 punti. Fatemi sapere, ragazzi, voi che cosa avete combinato all'interno delle Dexter Industries, visto che è stato un capitolo abbastanza complicato. Non abbiamo sbloccato niente di che, quindi possiamo continuare con la nostra campagna. Abbiamo sbloccato diverse armi. L'arma più importante è il Kazo TRG, ci ha permesso l'accesso alla nostra Dexter Industries al livello del ponte. Quindi vediamo di ricordarci di quest'arma. Allora, continuiamo. State entrando nell'istituto di ricerca della Dexter Aia. Industries, dove le menti migliori della scienza e della tecnologia
rendono possibile l'impossibile. Mamma mia. Dexter Industries, dove la magia è realtà. Perfetto, probabilmente nell'ascensore ci siamo cambiati, abbiamo ottenuto il nostro vecchio equipaggiamento. Allora, laboratorio, vediamo un po', qua forse saranno... area ostile, dannazione. Qua forse svolgeranno tutte le tipologie di esperimenti, vediamo un po' se c'è qualcosa di figo. Wow, non avevo mai visto una fabbrica del genere. Ah, queste devono essere le mine di prossimità, probabilmente qui le creano. Wow, wow, ma guarda, addirittura le Claymore, queste sono probabilmente pezzi d'epoca. Wow, davvero, non ero mai riuscito a guardare una fabbrica d'armi così da vicino. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Allora, il nostro obiettivo mi sa che è sempre quello, vediamo un po'. Ormai sono vicino. Questo è il cuore oscuro della Dexter Industries. Una parte di me teme quello che potrei trovare. Esperimenti su esseri umani, bambini usati come armi. Buoni motivi per porre fine a tutto questo. Troverò Victoria e distruggerò tutti i dati ricavati dai ricercatori di Dexter. Questa storia finirà qui e... Wow, siamo molto vicini al nostro obiettivo. Il laboratorio è il dipartimento di armi biologiche. Wow, la reception, il laboratorio dovrebbe essere più avanti. Quindi vediamo un po' di procedere in completa calma. Attenzione, vediamo cosa c'è qui. Questo che è una specie di automa, vediamo un po'. Dannazione, non c'è niente di importante. Qua c'è una bella porta però. Diamo un'occhiata. Oh, non è che ci riescono a vedere. Dannazione, vediamo. Dottore idrodinamica. Bene. Mi dispiacerebbe dirci perché stavi rubando dagli amici della compagnia. Conosco i miei ritmi. Tu, questo posto. Avete i giorni contati, capito? Dio, tutta quella gente. E quella ragazzina. Che razza di mostri a cui piace la privacy, Floyd. Ora, perché stavi ficcando tanto nel silos? Wow, a quanto pare non stavano dicendo nulla di che. Il nostro amico, dopo aver blaterato per circa mezz'oretta, è andato a farsi un caffè. Quindi vediamo un po' di procedere verso la nostra strada. Allora, diamo un'occhiata. Abbiamo preso intanto una bella scheda magnetica. Questa potrebbe esserci molto utile, soprattutto per raccogliere qualcosa per accedere a qualcosa di importante. Allora, una chiave magnetica che serve appunto per entrare all'interno di una porta con serratura elettronica. Perfetto, vediamo un po' da questa parte. Allora, vediamo un po' se possiamo entrare qui dentro. Stiamo molto attenti che questa è una zona davvero molto complicata. Abbiamo visto già che ci sono diverse guardie, quindi attenzione alle telecamere, vediamo se ce ne sono diverse. Ok, vediamo un po'. Abbiamo sempre le nostre care amate Silver Bailer. Attiva l'allarme antincendio. E perché mai, dannazione? Ah, forse ci serve parlare con questo, con quell'uomo che abbiamo visto là dentro, quello appunto con la tuta biochimica. Allora, attiviamo l'allarme antincendio e proviamo a far uscire le guardie. Ok, perfetto. Ecco, speriamo che esca il ragazzone numero 1. Eccolo qui, appunto il tizio che lo stava interrogando. Vediamo di farlo secco. Vieni qua, bello, ti fai il tuo lavoro. Vieni qua, amico mio. Beccati questo. Perfetto, allora vediamo di nascondere adesso il cadavere. Intanto mi sembra che ha un bella K47. Vediamo di prendere intanto il cadavere e portarlo in un luogo abbastanza consono. Allora, perfetto, mi sembra che dietro il bancone possiamo lasciarlo. Non credo che passerà qualcuno, quindi molto ma molto bene. Perfetto, il nostro K47 lo lasciamo magari per le operazioni un pochino più complicate. Vediamo, l'allarme probabilmente non lo possiamo più attivare, quindi mi sa che dobbiamo agire distinto. Ah, utilizziamo il travestimento. Oh, dannazione, forse ho fatto qualche passo in più. Maledizione. Volevo prendere il travestimento del nostro amico magari per penetrare lì dentro. Oh, calma. Eccolo che arriva. Secondo gorilla. Beccati questo. Avete visto, ragazzi, non è morto immediatamente. Dannazione, ci ha scoperto. Cioè gli ho sparato un proiettile nel collo e è sopravvissuto. Maledizione. Però proviamo a prendere immediatamente il suo equipaggiamento. Vediamo cosa ha qui dentro. Perfetto, un nuovo travestimento. Vediamo di che cosa si tratta. A quanto pare deve essere il completo indossato dalle guardie che pattugliano ovviamente il perimetro del laboratorio di armi. Perfetto, vediamo un po'. Camaleonte 1 su 3. Devono esserci altri travestimenti. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Deve esserci solo il nostro ragazzone. Che succede? Ok. Chi c'è? Alice? Alice, sei tu? Dossier rubati, vediamo un po'. Temevo che fosse saltata anche la tua Perfetto. copertura. Allora, fascicoli rubati ritrovati. A Hai quanto ragione. pare il nostro caro amico C'è un qui in tuta laboratorio. mimetica aveva Adesso raccolto però. dei fascicoli probabilmente sul laboratorio sperimentale, proprio per questo lo stavano interrogando. Quindi con questi fascicoli avremo la possibilità di ottenere informazioni molto ma molto più rilevanti. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Forse avremo la possibilità di effettuare una ricerca. Anzi no, apri le porte, vediamo.
Ok, perfetto, adesso avremo forse l'opportunità di arrivare immediatamente al nostro laboratorio. C'era una specie di entrata nascosta. Wow, vediamo un po'. Find your way, production hall, heredity hall, changing room, test facility, call center. Questa è una specie di mappa, perfetto, dobbiamo procedere in avanti. 10.000 punti in più, molto bene, abbiamo localizzato finalmente l'entrata del laboratorio. Voglio dare però uno sguardo a questi, questo è il punteggio, al fascicolo. Allora, dossier confidenziali dei laboratori di Dexter, contengono informazioni su Victoria e i suoi rapitori. Perfetto, allora vediamo un po'. Procediamo al piano di sotto, vediamo cosa c'è disponibile. Siamo proprio nei meandri del nostro laboratorio. Allora, dove siamo arrivati? Wow, mi ricorda un po' Metal Gear questa zona, mamma mia. Allora, vediamo di attivare l'ascensore. Vediamo, questo è un ascensore, vediamo. Forse è un ascensore. Sì, è una specie di piattaforma semovente. Wow, guardate che figo. Mamma mia, che impianto meccanico di qualità. Allora, vediamo un po'. Questo mi sembra proprio Metal Gear Solid Snake 1, proprio all'inizio dell'avventura. Mamma mia. Vediamo un po'. Attenzione! Preparazione del test in corso. Tutto il personale lasci il campo minato. Rilascio dei soggetti tra 5, 4, 3, 2, 1, via! Maialini? Bene, a quanto pare dobbiamo far fuori il Dottor Green, che si ritrova probabilmente allo stesso piano dove ci ritroviamo noi, ovvero al laboratorio. A quanto pare è inviso ai colleghi, ambizioso, sociopatico, odio irrazionale per i maiali a causa di un trauma infantile. Ovviamente cercheremo di eliminarlo nella maniera migliore possibile. Il suo comportamento eccentrico è una minaccia per Victoria. La sua morte non sarà una grave perdita per l'umanità. Allora, vediamo un po', ci ritroviamo quindi in presenza di diversi bersagli e soprattutto di diverse guardie. Allora, stiamo molto attenti, esistono particolari travestimenti qui sotto, quindi la tuta probabilmente da scienziato e soprattutto questi dannati poliziotti, queste guardie da laboratorio. Allora, un po' dobbiamo capire come affrontare il nostro bersaglio. Deve essere più o meno a 150 metri dalla nostra posizione, probabilmente in quella cabina a nord. Allora, vediamo un po' cosa c'è da queste parti. Cerchiamo di evitare contatti stretti con questi dannati. Addirittura possiamo nasconderci qua coltello a serra a manico. Questo potrebbe esserci molto utile per effettuare magari qualche azione di soppiatto. Mi sembra di aver visto una scala. Perfetto. Allora, però devo capire in che modo arrivare dal nemico. Deve essere probabilmente al piano inferiore. Vediamo un po'. Eccolo lì il Dottor Green. Sta scendendo appena adesso le scale. Però ovviamente, come ben si sa, dobbiamo disattivare per prima cosa il sistema di sicurezza. Quindi il sistema di sicurezza si ritrova probabilmente al piano superiore. Quindi proviamo a sfruttare queste scale. Ok, andiamo, vediamo un po'. Perfetto, deve essere necessariamente al piano superiore. Diamo un'occhiata. Ci devono essere diverse guardie. Ok, diamo un'occhiata. Ce ne sono diverse dalla parte destra. Ok, il nostro coltello a serramanico possiamo utilizzarlo in diversi modi, ma soprattutto dobbiamo evitare di sprecare istinto, perché davvero in queste fasi è davvero importantissimo. Ok, attenzione, proviamo a nasconderci. Molto bene. Dobbiamo cambiare settore. Adesso vengo, amico mio, tranquillo. Allora, dobbiamo capire innanzitutto dove si trova questa specie di centro per gli allarmi. Deve essere proprio dalla parte sinistra. Bene, allora, proviamo a procedere da questa parte. Ok, andiamo con calma, dannazione, perfetto. Allora, ecco qua il primo bersaglio, stiamo molto attenti. No, il Dottor Green ha davvero superato il limite. È offensivo, si intromette nelle mie ricerche. Non ho rinunciato al mio incarico alla Coltec per ingoiare questa merda. Mi sa che c'è qualche dissenso all'interno dell'impianto stesso. Ok, proviamo ad avanzare nel momento in cui la guardia si girerà dall'altra parte. Ok, dobbiamo sfruttare tutto l'istinto che abbiamo e non dobbiamo sciuparlo in queste situazioni. Ok, oppure possiamo addirittura eliminarlo, visto che il nostro amico ha terminato di parlare al telefono. Però sempre meglio evitare vittime. Quindi attenzione, vediamo se il nostro amico si allontana dalla sua postazione. Avanti, amico mio, che devi guardare laggiù. Maledizione. Vediamo un po' se si allontana. Perfetto, eccolo. Ok, possiamo procedere. Qui c'è addirittura una scala. Il dottor Marcus Green, perfetto, sta entrando addirittura dall'altra parte.
Ok, l'impianto di sicurezza deve essere al piano inferiore. Diamo un'occhiata dove ci ritroviamo, se stiamo andando nella direzione giusta. Ok, sia il Dr. Green, quindi il nostro obiettivo primario, che l'impianto si ritrovano qui sotto. Perfetto, appunto sta entrando in una zona abbastanza particolare. Vediamo un po'. Eccolo qui, vediamo. Oh, c'è una guardia, anzi no, più che una guardia è una specie di scienziato. Vediamo. Oh, dannazione, vediamo di procedere con calma. Maledizione, dobbiamo entrare necessariamente qui dentro. Ok, diamo un'occhiata, ci sono alcuni droni qua sopra, attenzione, vediamo un po'. Eccolo qua, questo maledetto. Non fare il leccaculo. Tipo sempre. Finisci di prepararle e portale ai campi. Sanchez è sfavorito? Io non li metterei nella stessa frase. Attenzione, è una zona molto pericolosa. Vediamo un po' di attirare l'attenzione di qualcuno, magari sabotando il contatore della luce. Perfetto, vediamo un po'. Ottimo. Allora, vediamo, probabilmente adesso qualcuno andrà a dare un'occhiata. Proviamo a passare da questa parte. Perfetto. Allora, dov'è il sistema di sicurezza? Eccolo qui. Proviamo ad andare con molta calma. Disattiviamo il tutto. Benissimo, perfetto, sistema di sicurezza disattivato. Adesso abbiamo la possibilità di allontanarci e capire più o meno come far fuori il nostro caro Dr. Green. Allora, vediamo cosa c'è qua sopra. Perfetto, altri scienziati, questi ovviamente non si occuperanno di noi. Andiamo con molta attenzione. Ah, questa era... Oh, maledizione. Questa deve essere appunto quella zona... calma. Questa deve essere quella zona dove hanno lanciato appunto l'impianto. Vediamo un po', mi sa che dobbiamo scendere, è una zona un po' troppo complicata. Basta parlare, dannazione. Vediamo dov'è il nostro Dr. Green. Vediamo dalla parte sinistra che cosa ritroviamo. Ah, siamo probabilmente arrivati proprio dall'altra parte. Ok, vediamo un po' le sue attitudini e in che maniera possiamo farlo secco. Mi sa che le guardie saranno ritornate però. Vediamo un po' se è vero. Vediamo. No, le guardie a quanto pare stanno ancora continuando a riparare la zona. Vediamo se è vero. Ah, completamente se ne sono andate, quindi possiamo procedere verso il nostro bersaglio. Diamo un'occhiata fuori. Eccole qui. Ok, proviamo a procedere dalla parte inferiore. Dannazione. Dannazione. Ci hanno beccato. Mi sa che dobbiamo allontanarci per eliminare il sospetto. Dannazione. Ci segue. Maledetto. Vediamo se possiamo trovare un armadio, qualcosa dove nasconderci. Vediamo un po'. Maledizione. Dobbiamo trovare qualcosa. Maledizione, ecco qui un armadio, proviamo ad entrare. Qualcuno lo vede? Perfetto, ci siamo salvati. Ci stanno guardando? Marta, dove è andato? A quanto pare sono riuscito a nascondermi nell'armadio locale. Maledizione, non sono riuscito ad attivare l'istinto immediatamente. Qualcuno mi ha beccato. Dobbiamo solo attendere adesso che il nostro livello di ricercato sia zero e ritorniamo nello stato sicuro per capire più o meno il Dr. Green dove si ritrova. Allora, abbiamo ancora un bel po' di istinto, il nostro coltello a serrammanico è ancora disponibile, quindi dobbiamo solo aspettare qualche attimo. Allora, il sistema di sicurezza è stato disattivato in una maniera abbastanza semplice. Allora, il Dr. Green, eccolo lì, continua ad andare avanti e indietro per quelle strade. Vediamo un po'. Dobbiamo trovare il momento in cui è solo per infilargli il bel coltello. Attenzione! Preparazione del test in corso. Tutto il personale lasci il campo minato. Rilascio dei soggetti tra... Dannazione, sta effettuando di nuovo il test. 4, 3, 2, 1... Via! Maledizione, dobbiamo eliminarlo immediatamente per cessare tutto questo. Allora, vediamo un po' adesso che cosa ha intenzione di fare. Adesso è in una zona molto sorvegliata, quindi non possiamo far nulla. Proviamo a uscire, vediamo cosa c'è qui intorno. Ah, possiamo uscire addirittura qua fuori. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Diamo un'occhiata. Questa è una zona abbastanza isolata. C'è addirittura un bello scienziato. Calma. Ci sono sempre tutte queste guardie dannate. Mi sa che non possiamo far nulla. Ok, vediamo un po' dove va il Dr. Green. Mi sembra che sta passando da questa parte. Attenzione, eccolo che sta salendo. Perfetto, molto bene. Eccolo qui davanti a noi. Attendiamo che scenda qualche altro passo. Che cazzo? Perfetto, proviamo ad andarcene via. Molto bene, Dr. Green eliminato. Dobbiamo scendere adesso all'uscita che abbiamo individuato all'inizio. Molto bene, mi sa che non l'ho ucciso. Gli avrò dato solo qualche cazzottone e l'avrò distrutto. Ok, procediamo da questa parte. Vediamo cosa c'è. Molto bene, mi sa che stiamo passando dalla parte sbagliata. Ok. Attenzione, attenzione. Oh no, maledizione, via. Meno male. Grazie all'istinto ce l'abbiamo fatta. Attenzione, passiamo dalla parte sinistra che c'è qualcuno che ci sta guardando. Maledizione, avevo il coltello a serrammanico e non l'ho usato, maledizione.
guardie davanti a noi, anzi più di una guardia davanti a noi. Forse stanno parlando, stanno fumando una sigaretta insieme. Non so davvero come avanzare, dobbiamo stare molto attenti. L'uscita è davvero a pochi passi dal nostro Hitman. Allora, 57.000 punti, davvero non voglio perdere nulla. Maledizione, sono in uno stato di ricerca. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Forse abbiamo ancora abbastanza istinto per procedere. Io lo conosco. Avanti. Dannazione. Tu, fermo. Dannazione. Ehi, chi ti credi Ci hanno di beccato. essere? Vediamo di procedere, entriamo qui dentro. Presto. Uff. Probabilmente nessuno ci avrà visto. Obiettivo completato, 10.000 punti. Abbiamo localizzato l'ingresso. Adesso attenderemo ancora qualche altro secondo, qualche altro istante, soprattutto per far terminare questo dannato stato di ricerca. Attenzione, no. Non lo vedo. Uff, Centrale, meno male. abbiamo un Andate problema. via, maledetti. Allora, avevamo D'accordo, poco istinto, però ce l'abbiamo fatta. Purtroppo non sono riuscito a uccidere Green col coltello a serramanico. Forse mi sono bloccato un attimino con i tasti. Però me la sono cavata abbastanza bene. Un bel pugnone in testa l'ha tramortito e probabilmente l'ha ucciso. Allora, ok, adesso siamo ancora in stato ricercato. Attendiamo ancora qualche secondo per essere sicuri e andare dall'altra parte. Allora, questa è l'uscita. Sicuramente non ci sarà nulla da scassinare, visto che, come dire, ritroviamo una specie di maniglia abbastanza moderna, quindi credo che non sia chiusa. Perfetto, usciamo, andiamo, apriamo questa dannata porta, perfetto. Ok, ci ritroviamo probabilmente nella seconda sezione. Allora, localizza l'entrata del silo. Molto bene, sezione della decontaminazione. Allora, ovviamente ci sarà un altro sistema di sicurezza. È una zona molto particolare. Allora, vedremo un po' quello che riusciremo a combinare all'interno del prossimo gameplay, ragazzi. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Fatemi sapere soprattutto il modo che voi avete utilizzato per far fuori il Dr. Green e soprattutto quindi il vostro punteggio. È stata una maniera abbastanza bizzarra come l'ho fatto fuori, cioè non mi sono neanche reso conto. Però prima di terminare il gameplay vedremo un po' qualche informazione in più sulla nostra nuova sezione. Ormai sono Ci vicino. troviamo a quanto pare nella sezione della decontaminazione. Probabilmente gli scienziati utilizzano queste docce per decontaminarsi. Allora, il nostro obiettivo la prossima volta sarà quello di localizzare l'entrata del silo. Allora, il silo è un'area strettamente riservata dove solo il personale con nulla osta massimo ovviamente ha l'accesso. Accedere non sarà semplice. Sicuramente ci sarà un altro sistema di sicurezza e vedremo un po' di disattivarlo nei prossimi gameplay. Spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ciao a tutti, ragazzi!